Ciao a tutti, oggi ospite a Che Storia Marco Moretto, in arte il Moro, maestro nazionale dell'ST Bassano. Ciao Marco, allora la Ciao. prima domanda da dove volevo partire era: che significa fare il maestro di tennis? Eh, una bella domanda, forte, grande e grossa. Perché fare il maestro di tennis, racchiuderlo in una singola risposta non è facile, perché è un mestiere che è una professione che può essere fatta in più modi. C'è il maestro di circolo, c'è il maestro della scuola tennis che fa la SAT, che fa solo il ciclo zero, che fa i bambini, quindi c'è il maestro che fa l'agonistica, c'è il maestro che segue giocatori di livello un po' più alto, dopo c'è tutta la parte delle lezioni private, i corsi adulti. Siamo in un momento storico dove il maestro deve dare anche una mano al club, quindi ti trovi anche a fare il custode, a mettere a posto i campi, bagnarli, tirare lo scopettone e aiutare il più possibile. Quindi alla tua domanda non faccio fatica a rispondere semplicemente con una risposta perché è così ampia. Se vuoi andiamo a sviscerare i vari campi di questi vari, i vari modi in cui puoi fare il maestro di tennis, però fare il maestro di tennis è tanta roba all'interno di un club. Forse la nostra amicizia che ci lega ha anticipato un po' a quelle che sono state fatte da me le tre categorie del maestro di tennis. Io Sì. l'ho racchiusa in tre categorie: il maestro di circolo, il maestro allenatore e il coach. Mhm. Ecco, Sì. se ti piace questa sintesi che ho fatto io, su quale ti collochi tu in questo momento della tua vita? Beh, in questo momento sono in un passaggio dal maestro allenatore al coach, però faccio questo lavoro da 20 anni, sono partito facendo il maestro di circolo classico con le ore private la mattina, la scuola tennis durante la settimana, ai giorni alterni dei giorni l'agonistica e dei giorni la SAT, passando poi per le ore private, i corsi adulti e tutto quello che ha fatto un maestro, che può fare un maestro. E, aiutando sempre molto al circolo, che è dove sono nato e cresciuto, quindi la sento molto come una seconda casa. E dopo vari anni sono riuscito a tirar su dei giocatori, dei ragazzi che ho curato io, che ho allenato io sin da piccoli, sono arrivati a giocare fino a livello future e da lì poi se ne sono agganciati degli altri. Adesso sto facendo soprattutto quello negli ultimi 2 o 3 anni, ma è 20 anni che lavoro, quindi per 17 anni ho fatto l'altro, ho fatto di tutto. Quindi, E scusa se ti interrompo, sì. per affacciarsi a fare il coach è inevitabile il percorso precedente che hai fatto tu, oppure si può diventare direttamente No, coach? no, non è inevitabile perché ci sono dei giocatori che finiscono la loro carriera e passano direttamente a fare i coach. Eh, Invece tanti miei colleghi sono passati da fare il corso a diventare maestri nazionali e poi dopo da lì tirar su dei ragazzini buoni e avere voglia di continuare a seguirli, ok? Che anche lì c'è un bel bivio perché tanti miei colleghi arrivano fino a un certo punto, poi dicono io non ho voglia di girare, non ho voglia di affacciarmi a quel mondo, quindi li mandano poi in qualche accademia da qualche altra parte, mentre altri, tra cui io, dico gli ho messo la racchetta in mano a 8 anni, adesso arriviamo sul più bello che giochiamo a livello, iniziamo ad affacciarci a un livello decente, continuo a seguirli ed è il percorso che sto facendo io adesso. E quando è nata la tua scelta di fare il maestro di tennis? Ma è nata per sbaglio perché non avevo le idee chiare di come avrei portato a casa la pagnotta. Ma è nato per caso, stavo facendo il militare a Roma, alla Cecchignola, alla compagnia atleti. Non avevo più licenze perché non c'erano più tornei, era arrivato ottobre e iniziava il corso alle Tre Fontane, che è un paio di chilometri dalla Cecchignola. Ho detto, sono qui, sfrutto questi mesi così riesco a Il fare corso tutto. intendi la scuola nazionale La scuola maestri? nazionale maestri, scusami, sì, e l'ho fatto perché ero lì a Roma, senza le idee chiare. Io studiavo al tempo sociologia, quindi però quando ho terminato il corso ero a Palagano a fare
il tirocinio classico che si fa ai centri estivi. Mi chiamò il mio caro amico Massimo Sartori, che venne a sapere che stavo facendo il corso e mi disse: guarda Marco, ho proprio bisogno di una figura del tuo tipo. Io al tempo ero B1 B2 e ho bisogno di un braccio destro che giochi con dei miei ragazzini buoni, vieni su a Caldaro con me a casa mia, stiamo insieme. Lui era là da un anno, aveva iniziato questo progetto che poi ha portato a Andrea Ah, sì. Seppi. E convinto da lui, io volevo ancora studiare, giocare, fare i miei tornei open, non avevo intenzione di iniziare già a lavorare fisso. E ho iniziato un po' titubante, ma dopo alcuni mesi avevo già capito che era il lavoro della mia vita perché mi piaceva. Cioè, arrivavo a fine giornata ed ero strafelice, proprio avevo lavorato 5, 6, 7, 8 ore, arrivavo e dicevo cavolo, se questo è lavorare, fantastico, voglio fare questo nella vita. E gioia e dolori di questo mestiere. Eh, la gioia più grande è quando si crea un feeling particolare con il tuo giocatore, con il ragazzo che è di là, ma anche vedere gli occhi che luccicano di un bambino felice di stare in campo, ma anche di un adulto. Cioè, ho avuto delle gioie da alcuni corsi adulti, persone grandi che magari non faranno mai un torneo, ma gli sistemi un colpo e loro tutti contenti che riescono a far bene una cosa. Però la cosa che mi piace di più è proprio quando si instaura quel feeling particolare tra te e il tuo giocatore, ci stai 5-6 ore in campo al giorno, sempre insieme. Quella è la cosa che mi piace di più, proprio quel feeling che si crea col tuo giocatore. I, i dolori, I dolori, ecco. i dolori sono quando, ad esempio, si interrompe un rapporto con un ragazzo con il quale sei stato tanto tempo, al quale hai dedicato tanto. Quando non vieni capito all'interno del club, ho avuto dei problemi con dei consiglieri, ho avuto problemi con i presidenti, ho avuto problemi con alcuni genitori che non ti senti capito e vengono a mettere in discussione il tuo lavoro. Tu che sei l'unico professionista del club, ok? Arriva uno che fa il dottore, il commercialista, il benzinaio e dice: vabbè, ma insomma, però la dici, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ma sono cose che i miei colleghi sanno benissimo, ok? Tutte le problematiche che possono venire fuori da un consiglio che ti mette in discussione per come lavori, per che idee hai, a un genitore, insomma, non è facile perché all'interno di un club io ho una scuola tennis con 200 bambini, quindi sono 400 genitori. Ci sono 200 soci, 300 soci, c'è un consiglio e quindi hai gli occhi puntati addosso e non è facile mettere d'accordo tutti. E ho ricevuto più di qualche volta critiche, ho avuto più di qualche volta dei grossi problemi. Quando penso che sono un professionista che in campo dà tutto, ho i miei difetti, ma ho una passione talmente grande per questo lavoro che in campo do tutto, a prescindere chi ho di fronte. Poi ho le mie preferenze, preferisco in questo momento venire a allenare ad alto livello, però mi metti di fronte a un bambino di 10 anni o un adulto e vuole imparare, io in campo do tutto. E quando non vieni capito è brutto. Facciamo un passo indietro. Prima hai messo tra i dolori quando un atleta Sì, ti lascia. sì. Sì, mi è Dici, successo di recente, qualche mese fa, un sì, paio sì, di non volte. entrando Sì. troppo nello specifico, ma dell'atleta, ma tu in questo caso ti metti in discussione? Madonna. Forse anche troppo. Forse anche troppo con chi mi sta a fianco, mio fratello, mio collega Fiore, mia moglie, che mi conoscono molto bene, sanno come lavoro e è centrale. Se non ti metti in discussione pensi di essere infallibile e non aver sbagliato niente. No? E la prima cosa che metti in discussione di te stesso quando accade un Che episodio non, del genere? che non sono riuscito a capirli, che non sono riuscito a capirli abbastanza. Perché nel momento in cui si rompe qualcosa vuol dire che il giocatore non sente più quella cosa e non sei riuscito a capirlo. E quindi possiamo dire come in una storia d'amore, quando termina, il 50 al Bravissimo. 50 sono le colpe, tra virgolette. Non è come una storia d'amore. Il rapporto vero tra un coach e il tuo giocatore è una storia d'amore, per me. Sarò forse troppo romantico, ma io la vedo così. È una E, storia d'amore. e adesso abbiamo detto che, ci hai detto meglio, che ti stai occupando più della parte del coach. Sì. Secondo te,
parliamo di un giocatore di alto livello. Quando lui arriva a quel livello lì, è fondamentale l'allenatore in tutto il suo percorso oppure quell'atleta è predestinato? Questa è la domanda centrale che ci facciamo io e mio fratello da anni. Io dico che l'allenatore è centrale, mentre mio fratello sostiene il contrario, dice che l'allenatore non c'entra, ha una percentuale bassissima. Io invece no, assolutamente non credo. Non credo questo, penso che l'allenatore abbia un'importanza centrale proprio, perché il mondo del tennis, il tennis come sport è talmente difficile che imparare tutto quello che c'è da imparare da soli non si può. E andare fuori strada è un attimo. E quindi se un ragazzo non ha la persona giusta che lo tiene nella strada corretta, che gli dà le indicazioni giuste, che crea una mentalità giusta, non si arriva ad alti livelli. Mio fratello mi dice, secondo me Nadal diventava Nadal anche se lo allenavi te, non Tony, o allenavo io, o allenavo il nostro collega. Io non credo, non ci credo. Però non abbiamo la conferma, come dire. Io resto della mia idea che è centrale, se no non ne avrebbero due, adesso c'è la moda che hanno due coach, mi sembra una cosa esagerata, ma perché ne hanno due, gente tipo Federer, Djokovic, che insomma penso che ne sappiano di robe, e ne hanno due a seguirli, più il fisioterapista e via discorrendo. Quindi se questa figura non fosse così importante, non avrebbero due quelli così forti, penso. Soprattutto poi se parliamo nella crescita di un ragazzo che è under 12, 14, 16, l'affacciarsi al mondo dell'ATP con i primi future, è un attimo sbarellare e andare fuori strada, è un attimo. Quindi per me la figura del coach è centrale perché un giocatore arrivi in alto. E a te ti volevo fare una domanda che non ho fatto agli altri. Che differenza c'è tra fare questo lavoro in Italia e all'estero? Cioè all'estero si lavora come in Italia? Se prendiamo Parliamo sempre di coach, allenatori, insomma, questo livello qui. Beh, coach allenatori penso di sì, quella parte di mondo sì. Penso che la figura del maestro, se prendiamo una realtà come l'America, dove io sono stato e ho chiesto, mi sono confrontato, la figura del maestro lì è vista in una maniera meravigliosa, proprio una figura professionale di un certo livello, anche remunerata in un certo modo. Qui da noi no, qua da noi ho degli amici che mi chiedono ma cosa fai nella vita? Faccio il maestro di tennis e ho capito, vabbè, per hobby, ma come porti a casa, come paghi le bollette? Certo. Facendo il maestro di tennis. Cioè ancora Cioè, per tanti non è vista come una sì, professione è vera e vista un propria, po' le classifiche un italiane. secondo lavoro, un Certo, passatempo. Quindi certo, da qui abbiamo detto tutto, ok? Come certo, può essere vista anche a livello legislativo e via discorrendo. perfetto. E senti, secondo te, alto livello o maestro di tennis in generale, c'è confronto in Italia tra maestri? C'è No, confronto tra coach o no, maestri di salto, insomma? no, E perché? assolutamente no. Beh, penso che un po' per cultura italiana, dove stiamo attenti al nostro orticello e guai chi si avvicina e viene a sapere qualcosa in più. Per cultura, penso, per cultura, i bambini vanno di qua, vanno di là, non sempre i maestri hanno buoni rapporti tra di loro, quindi io le discussioni più belle con i miei colleghi le ho fatte in giro ai tornei. Sono a tornei, che può essere un torneo ETA, Under 12, Ma Under 14, colleghi amici o col- colleghi che non conoscevi? colleghi amici, quelli che non conosci, figurati se ti metti a parlare, ma tu come fai a insegnare il kick, ma tu come fai a insegnare il back a un bambino di 10-12 anni, come curi la parte degli appoggi, come curi la parte tattica, non c'è questo passaggio. Io quando lo faccio con amici miei, ecco, amici colleghi, ok? Sono prima amici e poi sono colleghi, sono maestri di tennis come me, allora a cena, a tavola viene fuori la discussione, ma tu cosa fai quando hai questo problema? E là c'è un bellissimo confronto. Oppure i tornei, in qualche torneo Future, qualche Challenger ci sono degli allenatori che io vado a vedere molti allenamenti e magari qualche volta mi fermo e chiedo, faccio delle domande
e lì inizia un confronto, però non c'è una cosa, sarebbe bello creare una cosa proprio ufficiale, ok? Bene, quindi tu saresti d'accordo con il team di E che Storia formato da me a proporre al canale Super Tennis una trasmissione che si chiamerà, non so, magari anche un altro nome, Tribuna Tecnica per Maestri, dove ci Beh, si può confrontare appunto. pienamente pienamente d'accordo, perché Tutti i sai, livelli, maestri sì, allenatori, sì, maestri di certo, circolo, sì, insomma. sì, sì, certo, sai quante volte sono tornato a casa da qualche corso di aggiornamento e dicevo, ok, domani mattina vado in campo e cioè, mi restava poco, ok, mi restava poco. E quando pensavo, ma perché non facciamo una riunione con tutti i maestri e parliamo del kick, quello che ti dicevo prima. Allora, io a Bassano lo insegno così, tu a Roma lo insegni così, il nostro amico a Torino lo insegna così. Magari io vengo a scoprire due o tre esercizietti da la porta, due o tre esercizietti dal mio collega di Torino piuttosto che di Roma e che dico Madonna questo esercizio non gliel'ho mai fatto fare, domani vado in campo e provo, stiamo di kick, di slice, di back, di volley, di appoggi così cresci, ok? Ho avuto un problema con il genitore, ho un problema con il presidente, come fai tu? Cioè, il confrontarsi su cose pratiche, ok? Che affrontiamo noi maestri tutti i giorni in campo, ok? Cioè avere 6 ragazzini in campo, averne 3, cioè la programmazione è totalmente diversa, ok? Averne 2, quante ore fanno atletica, dove hai trovato il preparatore atletico, come lo paghi, cioè Anche la singola programmazione della scuola tennis comunque. ma certo, cioè cose pratiche, ok? Perché va bene l'angolo di separazione, va bene tutte le cose che sento ai corsi di aggiornamento, bene, cultura generale che va bene, ma nella pratica lunedì alle 2 siamo in campo, ok? Tu hai 8 ragazzini, io ne ho 2, hai uno di 10 anni, uno di 12, uno di 13, devi insegnargli questo, quello. Che esercizi facciamo? Cosa proponiamo? E questo sarebbe un bel momento di crescita per tutti perché ci sarebbe uno scambio veramente interessante, bello. Senti, oggi 2017, tu hai una famiglia, hai due bambini, Sì. hai una moglie splendida e senti che è la scelta giusta quella del coach che ti lascia lontano da lavoro Assolut- spesso oppure vorresti tornare indietro a fare il maestro? no. Professionalmente sento che è la cosa che mi dà più gioia. Sono fortunato perché, come dicevi te, ho una compagna meravigliosa che capisce la mia passione. Perché senza sarebbe un grosso problema perché sto tante settimane via. E la cosa più brutta di questa bella passione che ho dentro è che vedo poco la mia famiglia. Cioè, ci sono dei momenti dell'anno che sto via 2 settimane, e dopo torno una, poi riparto altre 2. È dura. Ho le bambine piccole, con loro sto da Dio e quella è la parte più duretta del mio lavoro. Però ogni lavoro ha un lato, immagino che ogni lavoro abbia un lato negativo e questo è il mio. Sono contento di quello che faccio anche perché me lo sono guadagnato, non mi ha regalato niente nessuno. Sono arrivato qui al tennis Bassano che il ragazzino più forte era un C4, C3. Siamo arrivati ad avere 15 seconda categoria, gente che gioca Future, Anche a vincere il titolo in A1. abbiamo vinto il campionato italiano di A1, cioè mi sono sbattuto parecchio, come penso hanno fatto tanti miei colleghi, ma non mi è stato regalato niente, quindi adesso sono arrivato a questo punto e voglio continuare. Io sono in questo mio momento professionale sono work in progress, sono in lavoro in corso totale. Spero di riuscire ad arrivare a giocare dei tornei importanti con i miei allievi, con i miei ragazzi, se non succederà pazienza, però ci abbiamo provato. Bene, il team di E che Storia ringrazia Marco Moretto in Altelmoro e in bocca al lupo per Grazie a voi, tutto. grazie di tutto. Ciao, ciao, ciao. Ciao.